Viviamo in un mondo sempre più globalizzato. Con i suoi pro e i suoi contro, la globalizzazione è ormai centrale per le economie di tutto il mondo. Ci sono paesi come la Cina, ma anche gli Stati Uniti, che fanno della globalizzazione del commercio internazionale tra le diverse nazioni il loro punto di forza, il loro punto di ricchezza e ne ottengono tanti punti di PIL, tanti punti di crescita. Altre sono meno globalizzate. È però necessario nel mondo moderno aprirsi al commercio con gli altri paesi. È per questo motivo che oggi analizzeremo le prime 5 regioni in Italia per il valore delle esportazioni totali verso i paesi stranieri nel 2019. I dati che presenteremo oggi sono elaborati dal Ministero dello Sviluppo Economico su dati raccolti dall'Istat e vedono le diverse regioni italiane segnare un netto percorso, un netto sistema di esportazioni nel nostro paese. Al quinto posto in questa speciale graduatoria troviamo la Toscana. La Toscana ha negli anni recenti ha avuto un trend di esportazioni abbastanza importante, partendo dai 33 miliardi di euro in esportazioni nel 2016, che rappresentavano l'8% del PIL della regione, per crescere fino ad arrivare a 36,9 miliardi di euro di esportazioni nel 2018 e poi nel 2019, che è l'ultimo anno a nostra disposizione, ha raggiunto un valore di esportazioni totali pari al 31,7 miliardi di euro, pari al 9% del PIL. C'è stata quindi una crescita delle esportazioni in valori percentuali dell'1%, quindi confermano questo andazzo di crescita per la Toscana, che cresce economicamente e cresce grazie all'influsso positivo dato dalle esportazioni verso i paesi stranieri. Gradino sopra troviamo invece il Piemonte. Il Piemonte parte con un valore importante nel 2016 di esportazioni pari a 44 miliardi di euro, il 10,7% del PIL, ma subisce nel tempo una flessione ed è per questo che nel 2019 il valore totale delle esportazioni scende a 34,8 miliardi, pari al 9,9% del PIL totale della regione. Quindi questa decrescita, questo decremento di 10 miliardi di euro in esportazioni segna un po' un passo indietro nella storia del Piemonte e appunto notiamo che dal 10,7% che era il peso specifico nel 2016 si scende a un 9,9% che comunque è rilevante rispetto ad altre regioni, ma che sono un gradino più basso rispetto alle attese, alle previsioni della vigilia. Al terzo posto nella nostra speciale classifica troviamo invece il Veneto. Il Veneto nel 2016 fattura un totale complessivo in esportazioni pari a 58 miliardi di euro, ben il 14% del PIL della regione. Bene o male, nel periodo preso a riferimento 2016-2019 il valore rimane costante, per poi subire un calo durante il 2019 che ha un po' caratterizzato le varie regioni, come vedremo, che ha portato il valore delle esportazioni a scendere a 47,8 miliardi di euro, pari al 13,6% del PIL della regione, quindi comunque un valore assai significativo, che portano il Veneto ad essere di fatto la terza regione anche per quanto riguarda il peso specifico delle esportazioni verso gli altri paesi, ma che sono leggermente più basse rispetto al valore iniziale nel 2016. Al secondo posto la regione che per seconda ha un maggior numero di interazioni di esportazioni verso i paesi esteri è l'Emilia Romagna. L'Emilia Romagna nel 2016 fattura un totale di 56 miliardi di euro provenienti dalle esportazioni verso gli altri paesi, pari al 13,5% del PIL regionale. Questo valore sale addirittura nel 2018 a 63 miliardi, pari al 13,7% del PIL, quindi si può notare comunque una crescita importante in termini
di economia nel giro di questi 2 anni, che è sottolineata dalla crescita delle esportazioni. Nel 2019 però anche l'Emilia Romagna vive questa piccola decrescita in termini di fatturato totale, che porta le esportazioni complessive a 49 miliardi, pari al 13,9% del PIL della regione. Quindi un piccolo decremento che però fanno dell'Emilia Romagna la seconda regione italiana per valore totale delle esportazioni, una regione sicuramente proiettata, e qui sicuramente l'importante impatto del settore automotive, proiettata all'estero, proiettata ai paesi europei e anche extraeuropei. Al primo posto, e forse qualcuno se lo aspettava, nella nostra speciale graduatoria c'è invece la Lombardia. La Lombardia, con sicuramente Milano che fa un po' la parte da gigante, da leone in questa graduatoria, ha nel 2016 un fatturato complessivo delle esportazioni verso l'estero di 111 miliardi di euro, quindi un valore che duplica quello dell'Emilia Romagna al secondo posto. Qui la parte fatta da città, Milano in primis, si sente forte, pari a il 26,8% del fatturato del PIL complessivo della regione. Quindi pensiamo un quarto del PIL regionale della Lombardia è dato dalle esportazioni verso l'estero, quindi un'economia proiettata completamente all'estero. Questo valore scende a 1/10 o poco più per l'Emilia Romagna e poi scendendo per le altre regioni. Quindi sicuramente quella fra le regioni italiane più proiettata alla globalizzazione e al mercato globale. Questo valore scende leggermente appena sotto i 100 miliardi nel 2019, ma la quota di PIL occupata dalle esportazioni verso l'estero rimane comunque importante, sempre sopra il quarto, quindi un quarto del PIL lombardo è dato dalle esportazioni verso l'estero, e quindi questo fa della Lombardia il paese con un maggior livello di esportazioni verso le altre nazioni del mondo. E poi che altro aggiungere? Ci sono regioni italiane che hanno un livello bassissimo di esportazioni verso l'estero, in particolare maglia nera di questa graduatoria è la Calabria, con un livello di esportazioni pari a soltanto lo 0,1% del proprio PIL, così come il Molise. Questo valore raggiunge lo 0,8% per la Basilicata e 0,9% per l'Umbria, quindi maglie nere di questa speciale graduatoria, regioni che non hanno saputo aprirsi a un mondo globalizzato, una realtà che comunque chiede, e lo chiederà ancora di più dopo la fine dell'emergenza Covid, un costante apporto, un costante relazionarsi con le altre nazioni del mondo. Vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando al prossimo video, e ringrazio come al solito Elena Giugni per l'apporto e i consigli nella realizzazione dei video, e alla prossima con l'amico economista.